Manipola alcuni vetrini con pezzi di HIV mentre prepara la tesi di laurea nel laboratorio di un'università straniera dove stava facendo l'Erasmus e pochi mesi dopo scopre di aver contratto il virus. È la vicenda paradossale capitata ad un'ex studentessa poi laureatasi a Padova e riportata dal Corriere del Veneto. I fatti risalgono a 7 anni fa. La studentessa, donatrice di sangue, scopre facendo degli esami di essere sieropositiva. Nessun comportamento a rischio, solo il contatto in laboratorio con il virus dell'HIV che stava studiando per la sua tesi di laurea. La donna a distanza di anni ha fatto causa a entrambi gli atenei, quello italiano di partenza e quello ospitante, chiedendo al Tribunale di Padova, competente per l'ateneo italiano, un risarcimento milionario. Questa storia le ha distrutto la vita, ha raccontato l'ex studentessa attraverso il suo avvocato. Ha sofferto di depressione e si è chiusa in se stessa. Difficile ricostruire anche la dinamica del contagio. Stando alla sequenza genetica della perizia di parte, il virus che l'ha colpita non circola tra la popolazione, ma corrisponde a quelli costruiti in laboratorio. Quindi il contagio potrebbe essere avvenuto proprio durante l'attività di ricerca e addirittura non attraverso la contaminazione di sangue, ma per via aerea. La vicenda giudiziaria è nelle fasi preliminari, anche se i giudici hanno già fissato la prima udienza. Secondo l'avvocato della donna, l'HIV da laboratorio è curabile, ma con più difficoltà perché i farmaci disponibili sono stati sviluppati sui virus circolanti.